Teresa Mocellin, 87 anni, viva per miracolo. Questa è la storia a lieto fine di un'anziana di Valbrenta, di cui non si avevano più notizie da ieri alle 13, quando uscita di casa per una passeggiata non ha fatto più ritorno. Un paio di ciabatte, un bastone e una maglia a maniche lunghe. È così che ha affrontato il gelo di una notte di metà gennaio dopo essersi persa nel bosco. Nulla faceva ben sperare, ma questa mattina Teresa è stata ritrovata, sana e salva. Contra ogni speranza, nel senso che normalmente quando accadono episodi come questi, insomma, si aspettano sempre cattive notizie. Questo è stato straordinario sia per quello che è accaduto, nel senso che abbiamo questa persona anziana che già dal pomeriggio di ieri si è avventurata in sentieri di montagna per poi riparare, addirittura sembra adesso, insomma, che in un momento di difficoltà abbia scelto di mettersi in un determinato posto per ripararsi. Una scelta che forse le ha salvato la vita, in attesa dei soccorsi attivi nella ricerca per tutta la notte. Stamattina è stata trovata, ovviamente non era partita attrezzata per passare una notte all'aperto con temperature rigide e quindi per noi c'è un'enorme soddisfazione e anche l'occasione per ringraziare tutti quelli che si sono adoperati, in particolare la Protezione Civile di Campolongo sul Brenta che unitamente ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Alpino ha lavorato incessantemente tutta la notte per ritrovare questa persona e ovviamente è stato un risultato, come dicevo, straordinario, inaspettato perché raramente capita che una situazione come questa possa concludersi così positivamente. Sentieri, quelli verso la mezza costa che la signora Teresa percorreva da quando era bambina, cammini legati ai ricordi dell'infanzia, a quando passeggiava nel bosco per andare ad accudire gli animali e forse è stato proprio quel caldo ricordo durante il freddo della notte a tenerla in vita.